La notizia arriva in diretta a Facebook da Salvini. Il vice premier sarà in Veneto sulle ali del trionfo elettorale e con il governatore Zaia andrà a compiere un gesto fortemente simbolico. La prossima settimana sarò in Veneto con Luca Zaia a inaugurare il primo tratto della superstrada pedemontana che farà viaggiare più velocemente tantissimi lavoratori, camionisti e imprenditori. C'è bisogno di fare, di costruire, di inquinare di meno, viaggiando in sicurezza, di spendere di meno. Finalmente quindi il tratto pronto da mesi ancora inutilizzato tra Thiene e Breganze viene aperto. La lentezza della decisione aveva fatto infuriare il governatore Zaia. Un blocco del tutto italiano aveva impedito di armonizzare il pagamento del pedaggio tra le varie società e per una semplice operazione di dialogo tra software si era arenato tutto tra timbri e burocrazie amministrative. Ora finalmente questo primo strappo, ben lontano da risolvere il problema, ma si tratta anche di una sfida aperta al ministro dei 5 Stelle Costa, che aveva portato in procura la superstrada su segnalazione di militanti locali 5 Stelle. Ed ora per Salvini e Zaia è venuto il momento di togliersi i sassolini dalla scarpa.